buona serata. Allora, buonasera a tutti, sono Ferrari Moreno e sono un volontario, sono un ambientalista praticamente. Cosa sono gli ambientalisti? Gli ambientalisti sono persone che si danno da fare per difendere il territorio, la natura e soprattutto gli esseri umani da aggressioni. E io consiglio la lettura di un saggio di economia, di sociologia economica, che è di un sociologo che si chiama Luciano Gallino, professore all'Università di Torino, che si chiama Finanza Capitalismo. E in questo saggio, dove lui analizza proprio la crisi della nostra società economica, va a cercare di capire come funziona proprio la dinamica economica, di sfruttamento economico, e paragona la nostra società all'antica società egiziana, dove c'erano queste masse di schiavi che dovevano lavorare indiscriminatamente fino alla morte per costruire queste piramidi, queste tombe che praticamente non avevano senso alla fine, ma in realtà era un sistema di controllo sociale. È la cosa un po' che succede a noi con il discorso economico. Il professor Gallino arriva un po' più in là dicendo che questa società, questa struttura economica, questo capitalismo finanziario arriva a voler sfruttare il territorio e a tirar fuori tutta l'energia, tutto quello che può dal territorio, quindi brutalizzare il territorio, ed è quello che sta succedendo soprattutto nella nostra zona. L'altro giorno mi hanno chiamato pochi giorni fa in televisione, TV7, c'erano tutti i capoccia della regione Veneto, direttori APAL eccetera eccetera, e loro facevano apparire l'inceneritore di Padova come una cosa super tecnologica, bellissima, perfetta, dove la terza linea dice rispetta tutti i parametri eccetera eccetera. A un certo punto è intervenuto un pediatra di Medici per l'Ambiente e dice non è così, perché dice noi abbiamo fatto delle analisi alle mamme che vivono intorno all'inceneritore e hanno talmente tanta diossina nel latte materno che se la stessa quantità di diossina fosse presente nel latte di mucca non potrebbero commercializzarlo. La diossina è un cancerogeno terribile, mutagene, quindi è qualcosa di agghiacciante questa cosa, no? E quindi dopo ci dicono in più, ci dicono che sono aumentati i sarcomi, cioè che sono li chiamano tumori, gli esperti, poi ce lo dirà il dottore, sono tumori sentinella li chiamano, no? Sono tumori che proprio come cresce l'inquinamento, crescono questi qua e indicano che tutti gli altri tumori crescono. Noi siamo una delle regioni che ha più inceneritori di tutta Italia, abbiamo gradi di inquinamento mostruosi. E cosa sono queste centrali a biomasse e biogas? In realtà non sono altro che grandi camini, sono motori che girano, fanno girare delle turbine e producono energia elettrica, ma noi non ne abbiamo bisogno di energia elettrica, perché in Italia produciamo 120 gigawatt di energia elettrica, mentre nei giorni di massimo consumo, quando tutte le industrie sono a pieno della loro potenza o d'estate o d'inverno, dove ci sono i picchi, consumiamo 70-80 gigawatt e l'energia elettrica non si può stoccare. Perché allora lo fanno? Perché prendono i soldi dei contributi, cioè i soldi delle vostre bollette. E cosa succede? Vi ha appena detto, ho consigliato io alla vostra consigliera, ho consigliato di mettere questo video di Montanari, perché lui vi dice cosa succede. Da questi camini, da questi inceneritori, perché alla fine sono inceneritori, escono sostanze velenose di tutti i tipi. La più brutale è questa, sono queste nanoparticelle, sono delle scheggette piccolissime di metalli, eccetera, che vi entrano dentro e ti fanno morire, ti avvelenano. Benzene, sostanze cancerogene di tutti i tipi. E ne nascono continuamente. Ora io l'altro giorno sono stato, anzi ieri sera, litigando con mia moglie perché dice sei continuamente fuori,
cioè forse è l'amante, no, non ho l'amante, il mio amante è il territorio, sono i bambini. Sono stato in questo territorio Castagnaro di Verona, dove c'è una piccola comunità che vive di prodotti orticoli e dove vogliono canali dalla regione, insieme con varie società più o meno grosse, tipo la municipalizzata di Verona, vogliono calare un inceneritore da 3,5 MW che brucia polligna, cioè cacca di gallina. Allora hanno chiamato gli esperti per capire cosa succede e questi gli hanno detto: sta roba qua mi fa morire. Allora sono terrorizzati e sembra che non si possa fare nulla. Allora a quel punto lì entriamo in campo noi, cioè entrano in campo gli ambientalisti. Cosa fanno gli ambientalisti? E questo è quello che ho detto al dottor Pepe, cioè il direttore generale dell'ARPA di Verona. Ho detto questo: noi, questi ci dicevano che praticamente a un certo punto non ci davano, cioè sembrava che non ci fosse speranza, che questa situazione fosse ineluttabile, cioè è così, non possiamo fare niente, non può cambiare niente. Come non può cambiare niente? Dobbiamo morire e tacere? Ecco, a quel punto entriamo in campo noi. Cosa facciamo noi? Noi facciamo ribellare le comunità dove ci sono queste cose. Io sono andato a Castagnaro con altri miei, insieme a altre persone come me, siamo andati lì e abbiamo iniziato a dire: no signori, qua dobbiamo ribellarci, dobbiamo prendere. Allora c'è un'altra comunità lì vicino che si chiama Bergantino, che è nell'Alto Polesine, dove anche lì dalla regione un certo giorno si sono svegliati e volevano fargli una discarica di amianto che era tipo 30 campi di calcio, alta non so quanto, vicino al fiume Po, su una zona a grave dissesto idrogeologico. Cioè immaginate cosa c'entra Bergantino con l'amianto. Questi qua sono impazziti, no? Qui c'è la possibilità di prendere il mesotelioma, cioè escono i filamenti di amianto, eccetera, eccetera. Allora cosa hanno fatto questa piccola comunità? Ha iniziato a mobilitarsi, lenzuola dappertutto, volantini dappertutto. Perché? Perché sanno benissimo che quando arrivano i camion i filamenti di amianto, la polvere di amianto uscirà. È così. Non sarà una caserma Monferrato, però succederà sicuramente che ci saranno dei casi di mesotelioma. Hanno iniziato a mobilitarsi, raccogliere migliaia di firme, fare confusione, eccetera, eccetera, e alla fine hanno vinto. Cioè la mobilitazione paga. E questo che noi stiamo facendo con i comitati. Stiamo facendo questo. Stessa cosa, un'altra piccola comunità dove insistono 4 centrali, 5 importantissime, una di quasi 5 megawatt a Cippato, una biomassa che praticamente quando inizia brucia centinaia, migliaia di tonnellate di questo legno, che non si sa da dove arrivi questo legno. Ogni ora è come se in quel punto ci fossero accese 20-30 mila stufe a pellet. A me dicevano i ragazzi, la scuola dice: ma abbiamo male agli occhi, ci fa male la gola. L'ARPA ha messo delle centraline, è infestato di arie velenose, benzene, idrocarburi policiclici aromatici, tutti i peggiori cancerogeni. E di chi è questa qua? Pare che sia di Mazzotto. Cioè, vi rendete conto? Ci sono un'altra centrale vicino a noi, è della Sesa. Hanno messo un contadino a testa di legno e hanno messo questa qua. Questo è il sistema che adottano. E poi non è neanche vero che i contadini siano d'accordo, non è vero che sono d'accordo, perché se passi la slide, quella dei fossi, se si vede qualcosa. Ecco. Vedete, qui c'è un fosso rosso, più avanti, ecco, qui c'è uno nero, con tutti i pesci morti. Allora, quello lì che cos'è? Il digestato, cioè il sottoprodotto, il prodotto finale dei digestori. Questi bidoni praticamente come un intestino, no? Fanno fermentare, alla fine ti estraggono questo gas sporco che bruciano nei motori, ma quello che buttano poi
nella terra, no? È qualcosa, è sporco, è pieno di spore, di botulino, di tetano, c'è di tutto, ci sono batteri di tutti i tipi. Allora quel fosso lì praticamente hanno collegato un tubo del digestore e hanno fatto uscire perché avevano paura di controlli.